Oggi qui a Fondi, nell'Istituto Libero di Libero, per questo seminario sulla criminologia. La criminologia è una scienza che lei studia da diverso tempo e si occupa di tanti casi di cronaca che hanno scosso molto l'opinione pubblica. L'ultimo è quello dei casi di pedofilia di cui abbiamo sentito parlare. Come professionista e come donna, come affronta l'argomento pedofilia? Ma guardi, io mi occupo di reati violenti e di abusi sessuali su minori da tantissimi anni, quasi 20 ormai, quindi è chiaro che non ci si abitua mai soprattutto davanti a questa tipologia di reati e in particolar modo quando la piccola vittima chiaramente magari muore in seguito a questo tipo di situazioni. Quindi come ci si rapporta a questi casi? Cercando di mantenere la maggiore lucidità e freddezza possibile e cercando di utilizzare tutti gli strumenti tecnici acquisiti con l'esperienza di tanti anni per fare in modo che emerga la verità, soprattutto per la piccola vittima. È una società che sta diventando particolarmente violenta, secondo lei, per il disagio che si ha con la comunicazione, nonostante l'epoca tecnologica ci permetta di essere più in contatto tra di noi, oppure l'uomo è sempre stato violento, l'uomo in senso di essere umano? Io l'ho scritto già in diverse mie pubblicazioni, cioè la specie umana non è una specie particolarmente buona e diciamo, propensa a mediare i conflitti. Siamo una specie molto violenta, molto aggressiva e purtroppo quello che viviamo in quest'epoca non è molto diverso da quello che abbiamo vissuto in epoche precedenti, anzi probabilmente per certi versi oggi mediamo di più rispetto a certe esperienze del passato e riusciamo magari a diminuire i reati violenti. La percezione purtroppo legata a certe tipologie di reati si mantiene molto elevata nel senso della loro gravità, perché paradossalmente negli ultimi 20 anni sono diminuiti in maniera molto importante i reati, in qualche modo gli omicidi collegati al mondo della criminalità organizzata, ma quelli che maturano all'interno della rete di conoscenza della vittima, in particolare la famiglia o la rete più prossima, no, di conoscenze e di legami parentali, effettivamente è l'ambito in cui maturano la maggior parte dei reati oggi in Italia. Quindi il problema grosso adesso è cercare di far capire alla gente che non bisogna mai sottovalutare il disagio psicologico, soprattutto quando si manifesta attraverso comportamenti violenti, perché l'escalation è dietro l'angolo. Spesso si sente dire si nasce violenti, si nasce assassini. Secondo lei come stanno le cose? Siamo tutti in grado di fare del male. Non c'è nessuno di noi che sotto la scorta delle motivazioni che ritiene importanti non è in grado di fare del male. Siamo tutti in grado di immaginare di fare del male, quindi siamo tutti in grado anche di farlo. È chiaro, la maggior parte di noi si ferma perché magari ha molto da perdere, perché ha una struttura morale più rigida che tiene maggiormente poi a freno certi impulsi, ma la specie umana è una specie molto violenta. Siamo tutti in grado di uccidere, siamo tutti potenziali assassini, siamo tutti potenziali vittime. Quali saranno i punti del seminario, i punti che toccherà il seminario di criminologia oggi? Oggi ci concentriamo sul lato oscuro dei social media proprio attraverso anche la presentazione del mio libro, quindi oggi prevalentemente prenderemo in considerazione i rischi che si corrono su questo tipo di piattaforme.